Inaugurazione del nuovo nucleo all'Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto, un importante traguardo che oggi ha coronato un sogno tanto atteso. Sicuramente con oggi inauguriamo appunto il nucleo argento, ovvero 20 nuovi posti letto per i nostri ospiti anziani, un nucleo dotato delle più moderne tecnologie, ma oltre a questo abbiamo tutta nuova l'area amministrativa con 12 nuovi uffici, 3 sale riunioni, una sala per i lavori con le educatrici da parte degli ospiti, la nuova cappella via Lucis, l'ingresso nuovo con 70 nuovi posti macchina e ulteriori 10 posti macchina nel sotterraneo, in un garage sotterraneo dove si trovano anche 500 metri quadri di magazzini dell'istituto. Le nuove stanze per gli ospiti sono dotate delle più moderne tecnologie. Assolutamente sì, sia i letti che sono ovviamente nuovi e in questa occasione abbiamo anche sostituito diversi letti vecchi negli altri reparti, ma cito solo un esempio: le moderne tecnologie fanno sì che per fare il bagno gli anziani vengono imbragati in camera e accompagnati nel bagno attraverso una sorta di teleferica dove non c'è la necessità che l'operatore li alzi e loro arrivano ed entrano direttamente nel bagno. Era un impegno che ci avevamo presi, quello di riprendere il cammino che era leggermente interrotto qui per diverse difficoltà a Cesana Malanotti. La soddisfazione di aver nominato persone che nel CDA si sono rivelate essere molto efficienti, molto efficaci nella loro azione, e quindi è un traguardo che tagliamo ben volentieri perché andiamo ad aumentare i servizi sia per la città che per i comuni vicini. I lavori erano iniziati 12 anni fa, dopo pochi mesi si erano bloccati causa fallimento dell'impresa appaltatrice e la mission, uno dei primi obiettivi che ci aveva dato il sindaco Miatto quando aveva nominato il nuovo consiglio di amministrazione a fine 2021, era proprio completare questi lavori. Cito solo che all'esterno c'era il cratere dei lavori precedenti che effettivamente non era un bel vedere. Adesso l'opera è tutta armonica e si inserisce nel contesto della cittadella sociosanitaria qui di Vittorio Veneto. È cambiato anche l'ingresso che porta in una nuova piazza Cesana. Nuova piazza Cesana, è stato riaperto da poche settimane anche il bar, un bar che è a servizio degli ospiti, dei loro familiari, ma è aperto anche alla cittadinanza. Al momento fa da lunedì a venerdì come orario 9:30, 11:30, 15:30 e 17:30 e devo dire che tutte le volte che vengo qui in istituto è sempre molto frequentato e invito anche gli anziani nostri ospiti, i loro familiari che non sono qui presenti in struttura, di venire, di frequentarlo. Ci sono i giornali, c'è allegria e a volte anche ci sono delle canzoni, si canta e si balla. Qual è l'augurio che si sente di fare a chi lavora quotidianamente all'interno di questa struttura? Mi capita spesso di parlare con operatori che lavorano in questa struttura qua. So che non è facile per nessuno, anche per loro ogni giornata porta delle difficoltà, dei pesi abbastanza importanti da portare, ma vedo che c'è lo spirito giusto per continuare. Io auguro loro di trovare sempre la forza di andare avanti, perché l'argomento è molto importante umanamente e loro ne sono consci e noi siamo convinti che sapranno continuare così. Ai nostri ospiti auguro di trascorrere dei giorni sereni e colgo l'occasione per ringraziare i nostri dipendenti, i nostri operatori per la cura e la dedizione che dedicano agli ospiti, che fanno sì che il servizio sia un servizio eccellente.